Entriamo nel vivo con Cronache Trevigiane in queste griglie roventi 2009, in questa coppia di chef improvvisati, o vi piace fare da mangiare? Ah, ci piace molto fare da mangiare, sia in Italia che in Sudan. Allora, lei è del Sudan e lei di dove? Italia. Se lui è del Sudan, io sono dell'Italia. Un'altra coppia di chef provenienti da? Cuba. Da Cuba, direttamente a griglie roventi per scoprire i segreti dei prodotti veneti. Grazie alla carne veneta e agli ingredienti nostri tradizionali, e stiamo creando una cosa per far vedere a tutti voi quello che siamo capaci da fare anche noi con la griglia. E anche per mangiare? Sano. E abbiamo anche la Divina Costata, amanti ovviamente della letteratura, stavano leggendo Dante qui a Caorle e hanno detto partecipiamo. Partecipiamo, abbiamo letto il sesto canto della Divina Commedia dell'Inferno che parlava dei golosi, non potevamo non partecipare a questa manifestazione. Lui è Dante, lei è Caronte. Virgilio, sono colui il quale dà comunicazione. Ma non ci sono più gli aiutanti di una volta. No, appunto. Comunque noi cerchiamo più Devo finire il piatto. Buon lavoro. la carne della poesia comunque. Di dove siete? Io sono di Mogliano Veneto e lui di Noale. E questa iniziativa, entrando un po' nella serietà del messaggio, quanto bella è? È bellissimo, noi l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, è meravigliosa per la compagnia che c'è, per la gente, per tutto. Molto bella. E conosciamo questi altri due chef campioni. Allora, di dove siete? Io di Caorle e lui anche. Due caorlotti veri. E questo simbolo? Carne di elefante o... No, la potenza dell'elefante. Quanto importanti sono questo tipo di manifestazioni per il turismo di Caorle? Beh, sono al massimo. Basta guardarci attorno. Partiamo da questi piedi magici, amici anche di Z Group, perché con Massimo Belluzzo, Tom Perry è stato un po' in giro per il mondo a portare messaggi di pace. Sì, con Massimo, un grande mio amico, uno del primo che ci siamo trovati assieme per fare queste avventure che poi sono diventate, diciamo, anche mitiche. E poi, specialmente in India, quando abbiamo incontrato il Dalai Lama, e Sona è stata una delle protagoniste di questa storia, perciò io sono legato a Massimo, alla Z Group, alla Z Video Group e a tutti quelli che in un certo senso hanno capito il messaggio che noi vogliamo portare. E qual è questo messaggio che stasera portiamo anche a griglie roventi? È un messaggio di semplicità, che le cose più semplici sono quelle che funzionano meglio. Non sono buone gli hamburger, sono buone la carne così ai ferri come una volta, quando si condivideva tutto nella semplicità. Però lanciamo anche un messaggio ovviamente di pace, che ce n'è sempre bisogno. Sì, oggi sono qua nel Veneto, una parte del Veneto, a Caorle, perché l'organizzazione delle griglie roventi mi ha permesso di essere qua, perché so che i veneti optano anche per l'autonomia, amano l'autonomia come lo amiamo noi tibetani del governo cinese. Perciò grazie. Ed è viva l'autonomia da raggiungere ovviamente con la forza delle idee. Sì. E non potevamo anche chiedere un giudizio a chi di cucina se ne intende, al presidente Camerotto. Come sta andando questa grigliata gigante? Diciamo che sono rimasto veramente allibito, perché vedere tutte queste persone qui che non sono professionisti ma sono degli semplici cittadini, fanno delle cose molto bene. È bello che il linguaggio della cucina davvero apre tutte le porte. Tutte le porte, sì. Veramente sono rimasto soddisfatto e spero che termini con grande successo. Grazie Presidente, noi ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane, e tra poco le conclusioni con il Presidente Galan, ancora da Griglie Roventi. Non solo moda, ma anche creatività, linguaggi diversi, significati nascosti tra tulle e cuciture a vista o palesati in tacchi vertiginosi e colori decisi. Questo è lo stile scelto dagli studenti del corso di laurea di Design della Moda, che hanno presentato i loro lavori nel corso di una coinvolgente sfilata al Teatro Comunale di Treviso. Con il primo e unico corso di laurea in design della moda, Treviso si candida a capitale italiana del fashion system e non solo. Questo è un contributo essenziale per la crescita competitiva del nostro sistema, che valorizza l'identità. Sono anche convinto che a breve ci sarà una evoluzione ancora più forte
per questa università, che non sarà un'università veneta, ma credo che diventerà una università europea. Una perla rara nel panorama universitario italiano, che ha saputo coinvolgere profondamente i diversi attori del sistema economico trevigiano. Alessandra Pegorer, presidente Gruppo Sistema Moda Unindustria Treviso. E soprattutto il rapporto con le imprese e le istituzioni, il territorio, che rende da un lato attrattivo il territorio stesso per i ragazzi che si vogliono iscrivere, per le persone che circolano nel mondo della moda, che rende questa integrazione, questo rapporto, devo dire, speciale e unico. La passione in tutto, diceva Gabriele D'Annunzio, ed è ciò che ci rivelano anche le parole di Maria Luisa Frisa, direttore del corso di laurea. Il desiderio quest'anno era proprio quello, attraverso la mostra che abbiamo allestito che si chiama Newcomers, era proprio quello di far vedere il lavoro che svolge la scuola e come vengono preparati i ragazzi ad affrontare quelle che sono le grandi sfide del futuro. Hanno capito quanto la ricerca sia importante, quanto l'innovazione sia importante. E mi rendo conto che tutti quelli che percorrono questo territorio poi sono anche quelli che riescono, come dire, a sopportare meglio tutte le scosse di questo momento. Star della serata anche il premio di laurea a Gianfranco Ferré, consegnato da Rita Iraghi, presidente della fondazione dedicata alla memoria del grande stilista lombardo, all'allieva Melissa Simeonato. La Fondazione Ferré, che ha come tra i suoi obiettivi quello di seguire le giovani generazioni, di aiutare nei limiti del possibile ad iniziare un percorso che non è facile, soprattutto in questi tempi, si trova in un ambiente che rispecchia fedelmente questi principi, che sono poi quelli che Ferré ha sempre condiviso: cultura, originalità, creatività, grande amore per il lavoro, passione. Questi sono tutti i motivi che mi hanno portato qui stasera. E di nuovo a Caorle, a questa griglia